Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Cantine aperte. Si festeggiano i 30 anni di questo evento che vede protagonista anche la cantina Audaria quest'anno. Ciao Umberto e benvenuto. Finalmente dopo 2 anni si rinizia, sicuramente un Cantine aperte emozionante da tanti punti di vista, emozionante perché si torna alla libertà, emozionante perché si rivive in maniera totalmente diversa, ci si gode molto di più questi momenti di socialità e soprattutto sono i 30 anni dell'evento, quindi 30 anni che il Movimento Turismo del Vino promuove le cantine e si riesce appunto a creare questi eventi dedicati a tutti gli appassionati di vino, ma soprattutto anche agli enotturisti che sempre più e soprattutto quest'anno, visto che la Sardegna ha aperto a tantissimi stati europei, diciamo si sta creando proprio un bellissimo bacino anche enotturistico. Oggi riuscirete a fare un'offerta finalmente completa dopo i vari lockdown, le chiusure, lo sappiamo benissimo. Siete sold out, non diciamo il numero, ma è un numero importante, quindi da questo punto di vista cosa proporrete? Allora, sicuramente sì, c'è tanta emozione anche per questo, perché quest'anno abbiamo ottenuto la prenotazione, perché è vero che è un anno in cui si torna alla normalità, però ci sono sempre delle linee guida da tenere, sold out diciamo anche inaspettatamente, perché c'è stata veramente una grande richiesta anche stamattina, il telefono continua a suonare, quindi diciamo che c'è proprio un bel rimbombo da questo punto di vista. Avremo una giornata dedicata ovviamente alla natura, tante appassionati che potranno visitare la cantina durante tutta la giornata, degustazioni non mancano mai, poi in collaborazione con aziende del territorio come Argiolas Formaggi creeremo appunto sia un corso di caseificazione questo pomeriggio, sia una degustazione guidata anche grazie all'aiuto di 2 sommelier, e quindi creeremo proprio un vero e proprio laboratorio. C'è tanta appunto fermento sicuramente oggi, poi aspetteremo il tramonto che grazie a Dio insomma nella nostra vallata ci chiude la giornata anche in maniera romantica, no? Possiamo dire, quindi non vediamo l'ora. Noi siamo qui nella bottaia di Audaria, è un luogo insomma, che ci porta alla mente quello che è il gusto, quelli che sono i sapori, ma è un luogo molto tranquillo dove il vino riposa. Ma volevo chiederti, dopo l'esclusivo viaggio di Verona del Vinitaly, voi dove vi siete spostati poi prima di tornare a casa? Ok, allora Vinitaly devo dire che è stato un successo, nel senso che comunque quest'anno dedicato proprio agli operatori, per cui sì, magari meno appassionati, ma da una parte meglio perché comunque si va a lavorare. Dopo Vinitaly ci siamo spostati negli Stati Uniti, dove abbiamo fatto un bel tour, anche questo dopo quasi 2 anni, anzi forse 2 anni e mezzo ormai, per cui tanta emozione anche lì. Siamo stati tra Maryland e Illinois e lì abbiamo appunto fatto un bellissimo giro di clienti, tra l'altro anche molti ristoratori sardi, quindi insomma orgoglio sardo anche oltre oceano. Dopodiché Provine, perché la fiera internazionale che quest'anno è stata spostata, insomma solitamente prima di Vinitaly, quest'anno l'hanno fatta dopo, per cui diciamo che c'è stata proprio una bellissima ripresa di cui siamo veramente felici. Adesso ci ritroviamo qua per Cantine aperte, quindi non possiamo che dare il via a questa splendida estate 2022. Grazie Nicoletta, e il nostro viaggio con Cantine aperte continua. Serdiana è un territorio dedito all'agricoltura e soprattutto al vino. Quanto è importante creare le connessioni fra appunto passato e moderno, ma soprattutto far rivivere spiegando come fai tu col tuo museo?
Guarda, la cosa più bella, bravo, una bella domanda questa qui. Allora, prima in campagna come si andava? Si andava a piedi oppure seduti sul carro, e l'uva come si portava? Riportava all'interno di quel tino lì, questo caricava, questo è un carro pesante chiamato carro anche di montagna, e quel tino in sardo guvidina, con la cirlanda sopra, andava a caricare 15 quintali d'uva, poi si pigiava lì e il mosto ne veniva piano piano ed era un qualcosa di Ora sul moderno cosa abbiamo? Abbiamo di questi splendidi torchi che in un attimo l'uva te la trasforma in mosto. Il paragone è bellissimo. Oggi con i fornelli a gas, la modernità, adesso l'altro paragone, arriviamo ai fornelli che ci sono, i sforreddos in sardo, che con grande pazienza da qui a bollire l'acqua per fare la pasta o fare il sugo ci volevano ore sulla brace che c'era. Oggi in un attimo troviamo la salsa fatta, i sughi fatti, gli arrosti fatti. Questo è il bel passaggio. Noi trasmettiamo, cerchiamo di trasmettere quella cultura dell'altro secolo ai giovani d'oggi che non hanno mai visto come si viveva, come si andava in campagna e come si viaggiava prima. È quello che io voglio trasmettere ai giovani d'oggi, ma anche agli anziani, perché ci sono molti anziani che si sono dimenticati del passaggio, di questo passaggio in progresso. È l'ultimo ciabattino con tutti i suoi pezzi, le forme in legno per fare le scarpe. E quindi i mestieri, le usanze, ma soprattutto il vissuto sono fondamentali. Intanto qui davanti a noi la cantina aperta di Audaria si sta incominciando ad animare con il pubblico. Io ringrazio Torre Dessì, andiamo a visitare il suo museo perché non è soltanto un museo ma è un viaggio nel tempo. Grazie. Grazie a voi, grazie e buona giornata. Benvenuti a Serdiana e benvenuti nelle cantine Audaria. E allora in questa splendida giornata abbiamo trovato anche un piccolo amico, Riccardo. Gli facciamo una domanda perché Riccardo ha espresso un desiderio, o meglio, sta facendo una valutazione importante. Cosa vuoi fare da grande? Il giornalista. Che tipo di giornalista? Quello sportivo. Per chi tifi? Per il Cagliari. Ma vuoi fare il giornalista sportivo, quindi vuoi andare in giro per gli stadi, intervistare i calciatori? Sì, voglio fare proprio quello. E dove lo vuoi fare? A Cagliari sempre, nello stadio del Cagliari. Che il Cagliari è andato in Serie B, non ci sono problemi, tanto... Tanto poi sale di nuovo, quindi è meglio così. E quale sarebbe, facciamo finta, poi succederà, che tu adesso sei giornalista sportivo, chi vorresti intervistare? Gio Pedro. E cosa gli chiederesti? Se è pronto per risalire in Serie A. Se tu oggi dovessi fare una domanda o una richiesta all'assessore dell'agricoltura, cosa gli chiederesti? Ma gli chiederei indubbiamente di dare il massimo per sviluppare tutta la parte, visto che oggi siamo in tema cantine aperte, tutta la parte enoturistica dell'isola che ha un potenziale unico in Italia e un potenziale unico al mondo, quindi chiederei uno sforzo enorme da parte di tutte le istituzioni affinché venga supportato il nome Sardegna, venga supportato il territorio della Sardegna e vengano supportate le cantine e le strutture che come noi lavorano, investono e credono tantissimo in questo tipo di attività. I finanziamenti e le opportunità che stanno arrivando, che arriveranno anche per l'Italia, sono delle occasioni uniche che sicuramente saranno irripetibili, è un'occasione unica per tutti, però purtroppo dobbiamo cercare di snellire al massimo tutta la parte burocratica e soprattutto dobbiamo cercare di dare delle linee guida chiare, semplici, veloci alle aziende che meritano e alle aziende che hanno tutte le carte in regola per poter intervenire poi e accedere ai finanziamenti. Oggi c'è il sold out qui da Audaria, fra poco andremo a goderci tutto quello che sarà la movimentazione di quello che avete creato, però anche questo è sempre il risultato di un vostro lavoro. Ma noi crediamo tantissimo in questo, quindi
prima che essere dei produttori che cercano di fare dei vini di qualità, che rispettino il territorio, l'ambiente e quant'altro, di operare nel migliore dei modi sul nostro settore, noi crediamo tantissimo sulla parte turistica, sulla parte che fa vivere appieno la cantina, fa scoprire appieno tutto quello che ruota intorno a questo tipo di attività. Quindi noi ci siamo impegnati tanto e indubbiamente il risultato è per ora un risultato estremamente positivo, e devo dire che inaspettatamente c'è stato un riscontro immediato, perché in pochissime ore abbiamo purtroppo raggiunto il sold out dell'evento. Cantine Aperte 2022 ci porta a Suento. Sono con Valeria Pilloni. Valeria, quello che si sente alle nostre spalle è un po' il risultato di oggi. Un appuntamento che si ripete alla grande, diciamo, come ripartenza, anche se noi, diciamo, in questi 2 anni abbiamo comunque mantenuto aperta la cantina con eventi più piccoli. Ecco, questo è l'evento di nuovo a cui eravamo abituati anche 2 anni e mezzo fa. Quindi inizieremo una serie di appuntamenti durante tutta l'estate, il giovedì sera in terrazza, con l'aperitivo Suento. Quindi questo evento è quello appunto di qualche anno fa. Oggi ci riprendiamo la normalità. Abbiamo iniziato col Vinitaly, dove è stata un'edizione straordinaria a Verona, abbiamo fatto qualche altro giro e siamo tornati a casa. Esatto, sì. Il Vinitaly, poi c'è stato il Provine, che quest'anno è stato appunto alla fine di maggio, poi Cantine Aperte, insomma una lunga estate ci attende per accogliere i nostri ospiti, farli godere del territorio, conoscere la Marmilla e accompagnati insomma dai nostri vini. Questi 2 anni sono stati particolari per tutti, noi diciamo incredibili da un punto di vista del fare. Voi avete comunque mantenuto l'equilibrio per arrivare a una giornata come questa di oggi, anche voi siete sold out. Sì, diciamo che abbiamo provato a capire innanzitutto cosa si potesse fare durante la pandemia e abbiamo rimodulato i nostri eventi in base appunto alle possibilità che c'era, però comunque non abbiamo mai chiuso, ecco, forse questo è stato importante proprio anche come vicinanza anche ai nostri ospiti, di sapere che comunque a Suento si sono continuati a fare degli eventi, degli appuntamenti nel rispetto della normativa che in ogni momento poi cambiava, quindi ci siamo più volte adeguati e la resilienza in questo caso ci ha aiutato. Valeria, ti chiedo prima di lasciarci e continuare il nostro percorso su Cantine Aperte, se dovessi ringraziare qualcuno in questo periodo, chi ringrazieresti? Ma sicuramente tutti i nostri clienti, a partire dai nostri clienti appunto del canale Oreca, che diciamo probabilmente sono davvero la categoria che in questi ultimi anni ha sofferto maggiormente. Grazie a loro per aver mantenuto esserci comunque stati, che era difficile in certi periodi decidere di restare aperti nonostante l'incertezza e probabilmente anche delle giornate in cui davvero pochi clienti andavano. Quindi il popolo sardo penso che abbia questa grande capacità anche di adattarsi e ripensarsi in base alle circostanze, che secondo me è una grande qualità. Il ritorno di Cantine Aperte che cosa significa? Significa libertà. Cantine Aperte non vuol dire solo cantine aperte, ma vuol dire libertà in tutti i sensi. Di conseguenza è bello vedere tutta questa gente che arriva, la scusa è Cantine Aperte, ma perché la gente vuole uscire. Siamo a metà del 2022, che è stato un anno speciale per Salvatore Pilloni. Dopo 10 anni un sardo è ritornato ad essere Cavaliere del Lavoro. Tenete presente che comunque il Cavalierato del Lavoro in Sardegna ne sono passati 5. Dal 1901 che esiste il Cavalierato del Lavoro, prestigiosa onorificenza. Mi auguro che ci siano altri sardi che proseguono nel Cavalierato, perché è una grande cosa e porta lustro anche alla Sardegna. Siamo stati al Vinitaly, ci auguravamo che sarebbe stato un successo, infatti c'è stata un'affluenza record e nel frattempo il mondo sta riprendendo, però abbiamo
una nuova preoccupazione grandissima che è quella della guerra. Ma ritengo che la guerra sia proporzionale anche al discorso della pandemia. Non si chiama pandemia ma si chiama guerra. Io presumo che la guerra lascerà strascichi peggio della pandemia. Questa è una mia visione proiettata anche al futuro. Di conseguenza mi auguro di sbagliarmi, però ho qualche dubbio sulle prospettive a lungo termine su questa guerra. Un'azienda come la vostra che esporta buona parte della produzione sta già accusando contraccolpi della situazione internazionale? No, per fortuna noi non eravamo in Russia e nei paesi Ucraina, questi qua non c'eravamo, di conseguenza per fortuna sempre non ci ha toccato niente. Gli Stati Uniti sono sempre normali perché in effetti non risente della guerra qui in Occidente, di conseguenza dico che per ora non ci ha toccato per niente. L'Inghilterra dopo la Brexit secondo me hanno fatto una cosa che non dovevano fare, perché comunque sia sono sempre europei, anche loro dovevano stare dentro l'Europa e farci forza l'uno con l'altro, invece sono usciti, mi auguro che ci ripensino e che ci sia in un futuro di nuovo un'Europa unita assieme all'Inghilterra. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Giovanni, uno dei più piccoli della dinastia Argiolas, e al più maturo Peppuccio, gemello di Franco, il compito del taglio della torta che ha chiuso sul filo della mezzanotte l'evento organizzato nella sede di Serdiana per festeggiare i 30 anni e la 100ª vendemmia del Turriga, uno dei fiori all'occhiello del successo internazionale della nostra enologia. E ancora prima sono state stappate decine di bottiglie gigantesche a scandire il passare del tempo dall'annata 2018 per poi scivolare al 2010. 400 gli ospiti rigorosamente scelti tra i protagonisti del mondo imprenditoriale regionale, a voler testimoniare il percorso di crescita di una realtà del Parteolla che nell'ultimo mezzo secolo
Tra le prime ha saputo segnalarsi nell'esportazione con una proposta di produzioni esclusivamente indirizzate alla qualità, ma nel contempo con numeri capaci di far fronte alle richieste del mercato. Ma dove e come nasce il progetto di un vino capace di diventare la bandiera dell'attività rurale di un'intera regione? In questo momento speciale di Panorama Sardo dedicato soprattutto al vino abbiamo lasciato cantine aperte e adesso parliamo dell'evento di ieri che ha riguardato il Turriga, un vino che è stato campione d'Italia. E com'è nata questa idea di un vino così speciale? Ma non avevamo idea che sarebbe diventato così importante, anche per noi. È nata dalla voglia di valorizzare i vitini tradizionali con uno sguardo molto moderno, quindi era l'88, avevamo visto giusto perché poi il mondo del vino che si è evoluto in questi 30 anni ci ha poi dato ragione. Chi è stato il padre del Turriga? Ma è stato mio padre, mio zio e mio nonno sicuramente, perché l'idea è partita da loro. E poi è stato Giacomo Tachis negli anni 80 che ci ha affiancato poi per un periodo. E poi questo cammino è continuato con Mariano Murru che ha naturalmente seguito le sue indicazioni ed ora camminiamo insieme. E il Turriga è rimasto il top di gamma della vostra azienda? Sì, è sempre il vino più importante. Come avete scelto di fare questa serata speciale con 400 ospiti? Chi sono? Beh, sono tutti quei clienti che in questi 30 anni ci hanno appoggiato, ci hanno seguito, stiamo parlando dei clienti sardi naturalmente, ci hanno seguito, ci hanno creduto, tanti amici della famiglia come voi, come alcuni personaggi importanti anche della politica regionale che in questi 30 anni di storia si sono avvicendati ma che ci hanno sempre dato supporto e amicizia costante. Qual è il segreto del successo del Turriga? Perché piace tanto? Ma forse perché racconta la Sardegna in una maniera nuova, così come la mostra di oggi in collaborazione con Preziada, ideata da noi e poi realizzata da loro, che sono un duo di, io li chiamo artisti, che hanno dato nuova vita a questo artigianato sardo un po' a volte dimenticato. Così lo era il Turriga allora e lo è ancora oggi, un vino che racconta la Sardegna in maniera molto moderna. Io penso sia questo il suo segreto. E questa è una curiosità. Abbiamo una signora che arriva da New York, nata in California, abbiamo un signore che arriva da Milano. Loro 8 anni fa hanno deciso di risiedere in Sardegna, hanno scelto Sant'Adi. Sono dei creativi, la loro azienda ha un nome sardo, si chiama Preziada, Preziosa, e oggi sono alle cantine Argiolas. Perché? Perché abbiamo conosciuto Valentina un po' di tempo fa, abbiamo notato subito che avevamo un approccio molto simile alla loro, dove cerchiamo sempre di infondere contemporaneità quando parliamo della cultura sarda. Lei ci ha contattato parlando della celebrazione della 30ª vendemmia del Turriga quest'anno e ci ha chiesto di ideare un progetto per celebrare appunto il Turriga. E che cosa avete scelto? Adesso vedremo anche le immagini. Sì, abbiamo scelto di lavorare con alcuni artigiani con cui abbiamo già alcuni pezzi dalla nostra collezione per rappresentare tramite la materia comunque il vino, il Turriga. Quindi abbiamo lavorato con la ceramica insieme alla terra dei vigneti della cantina, abbiamo creato un arazzo tingendo la lana sarda con i diversi vini, quindi Malvasia Nera, Carignano, Bovale e Canonau. Cioè che i vini che compongono il Turriga. Sì, esatto, che hanno poi ognuno un suo colore, una sua particolarità, e poi abbiamo lavorato con uno scultore che ha creato dai legni, dai ceppi antichi per fare degli oggetti, delle sculture che poi vedrete. E ultima cosa, abbiamo anche lavorato con un artista locale che ha fatto un trittico che vede qua dietro a noi. Non solo, volevo aggiungere il bellissimo video diretto da Roberto Orto in collaborazione con noi, e che attraverso appunto le immagini è riuscito a
raccontare, se vogliamo, questa narrazione che si porta avanti da 3 generazioni e mettendo in relazione 2 aspetti che secondo me molto interessanti e che spesso non vengono narrati nel mondo del vino, che è appunto questi luoghi contrapposti, se vogliamo, che sono quelli dedicati alla lavorazione, alla sperimentazione, quindi luoghi bui, umidi, e poi questi ambienti più legati più agli aspetti agricoli, che sono in realtà molto soleggiati o comunque esposti all'intemperie, dove il silenzio regna, ecco, e ne è uscita una formula fantastica che spesso... Come ultimo intervento abbiamo anche fatto un'installazione che rimane in cantina a lungo, dove abbiamo lavorato con la terra cruda per fare un omaggio al terreno stesso dei vigneti. E questo lo potrete vedere all'interno della cantina. Un'ultimissima cosa, che poi è la curiosità del telespettatore ma anche del cronista. Sono passati 8 anni, voi vi siete messi al servizio degli artigiani sardi come creativi, siete riusciti a sopravvivere? Sì. Beh, siamo riusciti a sopravvivere perché sin dall'inizio abbiamo iniziato con un'idea molto chiara, che era un modello di business, cioè chi in realtà partecipava a questa comunità di creativi doveva tenere in considerazione che era un modello di business, non poteva essere altro. Quindi un modello di business comporta seguire delle regole proprio nel rispetto di tutti i partecipanti appunto di questa avventura. Quindi quello che secondo me Ivano intende dire è che spesso la nostra storia viene raccontata in un modo molto romantico, una coppia che viene dalla città e si catapulta in un luogo bellissimo e pastorale, però per noi è importantissimo invece parlare di economia, perché senza economia la questione romantica non può esistere. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dopo un periodo di rodaggio, il mercato agroalimentare della Sardegna, unico in Italia ad essere totalmente privato, festeggia i suoi primi 3 lustri di attività con uno sguardo fiducioso verso il futuro per i numerosi progetti di sviluppo che attendono il via libera della Regione.
Il bilancio del percorso fatto sino ad oggi dalla Coagri, la società cooperativa che gestisce il mercato, è positivo ed è stato contrassegnato dalla crescita del polo ortofrutticolo di Sestu, che dal 2016 fa parte della rete di Italmercati, il network di imprese che riunisce 19 realtà nazionali in rappresentanza di 2.500 aziende per un fatturato complessivo di 9 miliardi di euro. Ma oggi si guarda al futuro con una serie di progetti, primo fra tutti quello sulla logistica per la mobilità sostenibile, studiato e presentato insieme alla città metropolitana di Cagliari, che vedrà la trasformazione del mercato in un hub verde delle merci dell'agroalimentare. È il progetto di efficientamento e salvaguardia ambientale con la realizzazione di una comunità energetica che permetterà un consistente risparmio per i 69 operatori proprietari dei punti vendita del mercato. 56 anni di attività, una scommessa a lasciare il vecchio per il nuovo, con tanti problemi, con tante spese. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta, oggi siamo felicissimi di essere qui, di continuare con i progetti che stiamo andando avanti come Coagri. Speriamo che qualcuno ci aiuti perché siamo soli noi. Quindi nell'augurio che tutti i progetti che stiamo studiando e portando avanti vadano in porto, per il bene del mercato. Per il futuro si parla di hub verde. Hub verde e hub logistica anche, che sono due punti veramente fondamentali per questo settore. Spieghiamo al telespettatore di cosa si tratta. Innanzitutto si tratta di hub logistica, di sicuramente un luogo dove reperire le merci e portarle noi direttamente ai punti vendita con delle macchine elettriche di ultima generazione. Creare sicuramente col fotovoltaico delle colonnine elettriche per avere tutto quanto ecologico e risparmio energetico e niente. Ed eccoci con Giorgio Licheri, che questi 15 anni se li è giocati dal primissimo giorno. Con quali ambizioni era nato questo progetto di Sestu, lo spostamento da Viale Monastir storico? Beh, le aspettative erano importanti perché si voleva recuperare, diciamo, il terreno perso a causa anche della insufficiente infrastruttura che era presente a Cagliari, e questo effettivamente è un risultato che è stato raggiunto. Oggi il mercato è la piattaforma regionale dell'ortofrutta, quindi punto di riferimento sia per il mondo della produzione che per la distribuzione. Abbiamo clienti che provengono da tutta l'isola e quindi diciamo che dopo 15 anni effettivamente si tratta di una scommessa vinta. Devo dire che fin dall'inizio le perplessità erano tante, una delle perplessità era legata proprio alle difficoltà di recuperare il terreno perduto, ma anche all'impegno che gli operatori hanno preso non soltanto di gestire il mercato, ma anche di diventarne pienamente proprietari. E questi 15 anni dove abbiamo vissuto anche diverse crisi finanziarie, eccetera, eccetera, sono stati bravi gli operatori a reinventarsi anche il proprio lavoro, quindi diventando da meri grossisti che lavoravano in modo un po' passivo in attesa del cliente a veri e propri distributori attivi, quindi propensi a dare servizi nuovi oltre che la vendita dei prodotti. E la gestione del mercato è stata un'ulteriore sfida perché si passa dal momento in cui ci si trova in una situazione di concorrenza, di competizione fra di loro, al momento in cui seduti intorno a un tavolo si valutano le strategie e la gestione del mercato complessivo. Per cui devo dire che a tutti gli effetti è stata una sfida importante, una sfida vinta e soprattutto si sono gettate le basi in questi anni per i prossimi 10 anni. Abbiamo fatto tanti progetti, siamo in attesa di avere le risorse anche pubbliche per poterli portare avanti. Tra queste innovazioni che caratterizzano un po' tutti i mercati parliamo per esempio di autoproduzione di energia elettrica, visto che questo è un settore fortemente energivoro e quindi realizzeremo una comunità energetica dove gli operatori condivideranno anche la produzione e il consumo di energia elettrica. Ci sarà un hub logistico quindi verde che utilizzerà questa energia elettrica prodotta non soltanto per la conservazione del prodotto ma anche per la distribuzione del prodotto stesso, quindi
oggi come oggi incominciano ad esserci sempre più dei mezzi elettrici idonei per poter fare soprattutto la distribuzione dell'ultimo miglio, e tra l'altro questo è un progetto interessante perché abbiamo condiviso con la città metropolitana di Cagliari che è il principale mercato di sbocco di questo mercato, pur avendo tutto il territorio regionale insomma, come riferimento, però insomma, sappiamo che nella città metropolitana è concentrato circa il 30% della popolazione sarda, per cui diciamo, lì vogliamo rafforzare i servizi che il mercato dà diciamo, ai dettaglianti e quindi ai cittadini. Il mercato ortofrutticolo e la Coagri per sé rappresenta un indotto economico e lavorativo non indifferente. L'amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per quell'accordo di programma che permise la formazione e la nascita di questo grosso polo. E quindi abbiamo rinegoziato 3,2 milioni per finire le opere di urbanizzazione, le infrastrutture che porteranno ancora più persone a utilizzare questo che è uno dei più grandi, se non il più grande mercato ortofrutticolo della Sardegna. E poi c'è un grande progetto che è un progetto che è in linea con le richieste che si fanno oggi anche a livello europeo, l'ambiente, l'Hub Verde. Sì, la scelta green che si sta portando avanti è perfettamente in linea con quella che sta portando avanti l'amministrazione. Qui siamo intervenuti anche per bonificare, per rendere più fruibili alcune zone, in modo tale che poi si possa sviluppare anche diciamo un polo legato all'energia rinnovabile, all'energia green. Importantissimo per me essere qua oggi per un motivo molto semplice. Citiamo i numeri. L'agricoltura e l'allevamento pesano il 4% del PIL in Sardegna, quindi praticamente niente, 2,2. Ci sono dei grandissimi spazi di miglioramento, ci sono dei grandissimi spazi per fare in modo di poter incrementare in maniera qualitativa la nostra agricoltura. Credo che un'iniziativa come quella di oggi, di celebrare il mercato qua a Sestu che festeggia i 15 anni, sia importante per ribadire questo concetto. Noi dobbiamo investire ancora di più nella nostra agricoltura, nei nostri prodotti, e credo che questo conflitto ce lo stia dimostrando ancora di più. Le dipendenze che abbiamo dall'esterno ci stiano dimostrando sempre di più quanto sia importante investire anche sui nostri prodotti e sul fatto che la nostra agricoltura debba migliorare, debba essere sempre più qualitativa. La Sardegna era conosciuta nella storia come il granaio dell'impero romano. Oggi di grano non se ne parla più. La cosa importante è ricordarsi quello che sapevamo fare, ricordarsi anche l'importanza. Io vi potrei citare recentemente la polemica relativa al grano Cappelli, ma potremmo fare tantissimi esempi. Noi dobbiamo fare in modo di difendere quelli che sono i nostri grani antichi, le nostre prerogative, la nostra capacità di fare agricoltura, perché noi abbiamo dimostrato nei secoli di essere in grado di saper sfruttare i nostri territori. Oggi ci sono delle possibilità assolutamente impensabili rispetto a prima. Penso all'agricoltura di precisione, penso al fatto di poter utilizzare la tecnologia nell'irrigazione, nella selezione, per poter avere sempre prodotti che possano essere di nicchia da una parte, ma allo stesso tempo qualitativi. Quindi su questo noi dobbiamo puntare. Noi non avremo mai l'estensione dei grandi stati, degli Stati Uniti, per esempio, del Canada, della Russia, di altri paesi che chiaramente hanno estensioni che sono molto più grandi delle nostre. Possiamo puntare però su un'agricoltura di qualità. Credo che questa sia la strada giusta. E concludiamo con Fabio Massimo Pallottini, che è presidente nazionale di Italmercati. Quanti sono, presidente, gli operatori che gravitano nel vostro sistema? Sono quasi 30.000. Sono quasi 30.000 aziende che in tutta Italia diciamo, in qualche misura fanno riferimento all'interno o comunque nel sistema indotto dei mercati, e sono un pezzo di economia anche quello diciamo, non trascurabile. Lavorano migliaia di persone in queste strutture, e poi la cosa che facevo notare recentemente in un incontro che abbiamo fatto a Roma, come ci sia da parte dei mercati una vitalità, anche un impegno a investire particolarmente significativo.
9 miliardi è il giro d'affari che si sviluppa all'interno delle nostre infrastrutture. Il fatturato delle società siamo intorno ai 100 milioni, perché i mercati così sono, cioè la gestione ha un certo peso economico, ma tutto ciò che si muove all'interno di queste infrastrutture è ben più grande. Noi siamo quindi fieri e orgogliosi di voler rappresentare un sistema, quello dei mercati dell'ingrosso d'Italia, di cui Cagliari è un protagonista, un sistema che svolge, i numeri lo dicono in modo chiaro, svolge già una funzione importante che però stenta a essere secondo me pienamente riconosciuta, quindi lo sforzo che io ho messo in testa al lavoro della mia presidenza è proprio questo, cioè fare in modo che il ruolo strategico che i mercati svolgono nei confronti del mondo della produzione e del consumo sia pienamente riconosciuto, non solo a livello locale, dove in verità già c'è una consapevolezza, ma soprattutto a livello nazionale. Il dato più importante, 12 milioni di euro di solvibilità sul mercato a conferma della solidità del consorzio di garanzia Fidi del sistema cooperativo regionale. In una situazione contingenziale di emergenza dopo 2 anni di pandemia, Fidicoop Sardegna ha dovuto registrare una flessione che già dal secondo semestre 2021 si è segnalata per una incoraggiante inversione di marcia. Se si tiene conto che il prodotto interno lordo nazionale ha avuto un meno 8,9%, il calo più pesante dopo la seconda guerra mondiale, si può osservare che il sistema cooperativo ha confermato una forte resilienza, come testimonia l'incidenza dei crediti deteriorati che ha fatto registrare negli ultimi mesi un passo avanti dal 13,2 del 2020 all'8,7 del 2021. E rimaniamo nel mondo della cooperazione dopo aver partecipato ai festeggiamenti per i 15 anni del mercato agroalimentare della Sardegna, un fiore all'occhiello della cooperazione. Nell'intervento nel corso della presentazione del bilancio di Fidicoop Sardegna, il consorzio di garanzia Fidi del mondo cooperativo, il presidente di Confcooperative ha segnalato l'importanza della solidità della vostra organizzazione sotto il profilo finanziario. È molto importante proprio questo, il bagaglio reputazionale che il nostro consorzio Fidi, patrimonio del mondo della cooperazione non solo, in quanto accedono al sistema di garanzia anche realtà non cooperative, rappresenta oggi per l'intera realtà isolana. Abbiamo assistito a 2 anni complessi, difficili, andremo a un graduale ridimensionamento delle garanzie statali, questo necessariamente richiederà ancora di più supporto e aiuto alle imprese da parte del sistema Confidi per l'accesso al credito, quindi ci aspettiamo in questi prossimi anni anche una crescita della richiesta del sistema garanzie per l'accesso al sistema bancario. C'è un passaggio fra 2020 e 2021 importante, diminuiscono in maniera drastica i crediti deteriorati. Sì. Allora, il contesto è un contesto delicato, purtroppo ci stavamo riprendendo con grande fatica dal Covid, anche grazie alla potenza di fuoco delle misure pubbliche messe in campo, e in questo momento evidentemente più che altro la situazione della guerra sta creando una volatilità dei mercati, un'anomalia di dinamiche non da poco. Se però appunto stiamo nell'ambito del nostro mondo cooperazione e anche quello che stanno facendo i Confidi nel nostro, visto che oggi presentiamo il nostro bilancio annuale, devo dire che i risultati sono positivi, sono anche straordinari proprio per il fatto che proveniamo dal periodo di minimo storico delle garanzie Confidi, visto che il Covid ha dato slancio alla centralizzazione degli strumenti, una tematica, una tendenza che preesisteva già ante Covid ma che si è molto accentuata con Covid. Evidentemente fondo centrale, stanziamenti del governo sul fondo centrale, garanzie gratuite fino al 100%, è chiaro che in un contesto di questo tipo, avendo noi la necessità di coprire costi di gestione, andare a presentare una marginalità operativa poco sotto il 20% di ricavi lo considero un risultato straordinario, ma come hai detto ancora più importante
soprattutto per il nostro partner bancario è la nostra solvibilità. La nostra solvibilità oggi sta seguendo, credo, in una dinamica nuova che prima non c'era, ma molto molto interessante, è quello che sta avvenendo nelle banche. Le banche gradualmente diminuiscono il loro stock di deteriorato, prevalentemente collocandolo sul mercato, e noi come Confidi veniamo, per così dire, ceduti ed entriamo anche noi in questi mercati primari e secondari, ma questo ci consente obiettivamente di risparmiare nell'ambito della chiusura, delle escussioni delle garanzie e di conservare risorse al servizio delle garanzie future. Questa è una tendenza nella quale ci stiamo specializzando e che potrà dare obiettivamente proficui risultati. Un'ultima battuta, Barbieri. Una grande attenzione per il futuro, per il mondo agroalimentare. Noi sviluppiamo da tempo questa attenzione, la svilupperemo ulteriormente con un prodotto che abbiamo presentato in assemblea, che è quello dell'assistenza avanzata e oltre che garanzia ai soci, quindi il settore primario, che è un settore che noi assistiamo a prescindere, anche perché comunque oggi l'unico Confidi dell'assessorato agricoltura e della regione è Fidicop, perché altri partner sono venuti a mancare e altri non sono specializzati in agricoltura e in agroalimentare. Però noi aggiungiamo all'attenzione al primario, alla trasformazione, oggi questa nuova attenzione ai soci in quanto conferitori delle nostre cooperative. Vuol dire valorizzare il canale associativo dove evidentemente stanno le nostre cooperative, valorizzare il canale cooperativo perché è il canale che poi può dare uno sbocco e anche una garanzia in più ai soci produttori che portano il latte, l'uva e la materia prima alle nostre coop. Questo lavoro è un lavoro che noi svolgiamo in partnership con una società di consulenza avanzata. Abbiamo cercato di recuperare e di valorizzare delle menti e delle esperienze in agricoltura che rischiavano di essere disperse e che oggi stanno all'interno del nostro mondo. E le conclusioni le lasciamo a Legacoop, il presidente Claudio Azzori. Quindi questa riunione, questa assemblea ha confermato che nonostante la crisi, nonostante la pandemia, nonostante la guerra, il vostro settore, il vostro sistema tiene ancora molto bene. Sì, ancora una volta tiene bene in situazione di crisi e ancora una volta guarda al domani fiducioso. La cooperazione è abituata nel periodo di crisi a mettere le basi per uscirne, per provare ad accettare le nuove sfide. È abituata a farla anche insieme, quindi quello è un valore aggiunto che non lascia nessuna impresa da sola. Un'ultima cosa e ci avviamo alla conclusione. Abbiamo aperto questo blocco con i 15 anni del mercato agroalimentare della Sardegna, un fiore all'occhiello, una organizzazione privata che è unica nel suo genere in Italia, ma il settore ha bisogno di aiuto. Voi avete chiesto più volte in questi mesi che i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengano utilizzati nel migliore dei modi dalla Regione, dall'amministrazione regionale. Sì, soprattutto finalizzandoli alla costruzione delle filiere. Quello è un esempio dello stare insieme per accettare le sfide del mercato di oggi. Noi chiediamo all'amministrazione ogni giorno, purtroppo talvolta anche inascoltati, di costruire questo tavolo per provare a far diventare il PNRR come piano di governo un piano del Paese e un piano della nostra regione per la parte che ci compete. Dove si possano appunto discutere quei progetti che rafforzino questo sistema imprenditoriale che vede la sua debolezza proprio nella parcellizzazione in piccolissime imprese, provando invece a costruire delle filiere dove queste piccole imprese stanno dentro per diventare grandi e dove assieme portano i prodotti per portarli assieme sui mercati.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. I numeri ci confermano un mercato delle costruzioni in forte espansione. Il miglioramento dell'accesso al credito proprio negli ambiti di attività che più rappresentano il mondo della compravendita. Le erogazioni per l'acquisto immobiliare risultano infatti aumentate del 26% per quanto riguarda le abitazioni e di quasi il 30% per gli immobili non residenziali. Con i dati a consuntivo degli ultimi 3 anni viene confermata la rapida ripresa del settore in Sardegna, che un anno dopo la crisi pandemica è stato in grado di recuperare le perdite subite. Archiviamo un anno davvero fortemente positivo, 5,8 miliardi di volume d'affari, una crescita in doppia cifra. Sia sul 2020 molto sostenuta, ma l'aspetto più significativo è che non si tratta di un rimbalzo tecnico, il settore recupera abbondantemente i livelli pre-pandemici del 2019. Quindi oggi quanti sono gli operatori del settore delle costruzioni? Oggi ci attestiamo a circa 41.000 unità. Notiamo che il sistema dell'offerta si sta modificando, sta seguendo l'evoluzione del mercato, c'è un'accentuazione anche nelle nuove iscrizioni delle imprese che operano sul versante specialistico e questo ovviamente è indotto anche dall'evoluzione del mercato che premia questa tipologia di lavori. Per la prima volta dopo 20 anni non indichiamo stime previsionali per l'anno in corso, la ragione è che viviamo una situazione di incertezza davvero molto forte, inflazione, prezzi, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, il conflitto in Ucraina. Però ovviamente tratteggiamo, delineiamo al netto di questi elementi, delineiamo una condizione che è di positività anche sulla base di un effetto molto forte del 2021 che ancora rimane in piedi e che sta trainando il mercato in questi mesi. Detto questo, rimane da segnalare proprio in ragione della necessità che abbiamo di consolidare nei prossimi anni la ripresa, il rischio ed è una preoccupazione molto forte che le risorse del PNRR vengano non spese del tutto
E qui ovviamente proponiamo delle cose, chiediamo che la Regione si muova, convochi un tavolo con le imprese, le amministrazioni locali, i piccoli comuni devono essere affiancati da task force di esperti e quindi di personale qualificato che è in grado di gestire non solo le fasi progettuali ma tutti gli stati di avanzamento, perché diversamente non realizziamo le opere nei tempi previsti e rischiamo di perdere una parte considerevole dei fondi. Oggi per entrare in discorsi come quello del super bonus bisogna fatturare tutto. Siamo in un ambito completamente nuovo, servono competenze, occorre poter offrire all'utenza e quindi al cliente, soprattutto per quanto attiene per esempio il super bonus, un servizio completo. Le imprese hanno seguito il mercato, si sono strutturate e quindi sono in grado di poter gestire, diciamo, la partita al netto di tutti gli elementi di problematicità che abbiamo vissuto in queste settimane e che noi ci auguriamo vengano superate dagli elementi che il legislatore ha voluto inserire in questi mesi, e speriamo che il super bonus continui si continui a mantenere questa sua capacità di spingere in termini positivi il mercato. Bene, abbiamo lasciato quindi il report sulle costruzioni della CNA e parliamo di questo argomento in chiusura dell'Assemblea dei Periti Industriali. Lo facciamo con il presidente nazionale Giovanni Esposito. Numeri straordinari del mercato per la Sardegna. In campo nazionale cosa è successo? Noi tecnici difendiamo tantissimo questo provvedimento che ha rimesso in moto la filiera delle costruzioni e non solo. E parliamo quindi del super bonus 110%. Parliamo del super bonus del 10%, dove noi, diciamo, responsabili nazionali delle libere professioni abbiamo, come dire, seguito e continuiamo a seguire con i ministeri l'evolversi di questo provvedimento che potremmo dire purtroppo, ma voglio dire, a volte anche grazie a delle modifiche ha rimodellato il provvedimento, alcune volte in maniera, come dire, non troppo utile. Lo dico purtroppo dalle professioni, perché nell'ultimo provvedimento c'è stato affibbiato il procedimento penale se un tecnico fa un'asseverazione, come dire, ai limiti della veridicità. Però nel contesto totale è un provvedimento che questo Paese doveva assolutamente avere già da tempo. Abbiamo un patrimonio nazionale edilizio che è chiaramente il nostro vero e proprio patrimonio, ricchezza del nostro Paese, e purtroppo stava andando, come dire, allo sfascio completo in alcuni chiaramente settori, in alcune aree, nelle aree forse un po' più ricche questo avviene con il finanziamento privato. Il 110 diciamo, dà la possibilità a tutti, e lo dice stesso la legge, si parte anche dagli edifici più poveri, cioè quelli che gestiscono i comuni, le regioni, e quindi rinnovare quel patrimonio era indispensabile per questo Paese. Tutto si può migliorare. Noi come professioni tecniche stiamo proponendo questo provvedimento, che resti questo provvedimento, anche, come dire, cambiando un po' le percentuali. Questo 110% forse, come dire, fa suonare troppi allarmi. Noi lo vorremmo far diventare strutturale nel nostro Paese, con delle percentuali diverse, e quindi continueremo in questo nostro percorso. In questi 2 anni, nel percorso di questa norma fortemente voluta dal Partito dei 5 Stelle e difesa a spada tratta anche nell'ultimo periodo, la legge è stata modificata dalle 5 alle 6 volte. Voi avete promosso delle commissioni che avevano per protagonisti i periti industriali, gli ingegneri e i geometri. Vi siete dovuti riunire continuativamente? Sì, diciamo quasi quotidianamente e a volte anche di notte, perché il cambio di provvedimenti in corso d'opera purtroppo crea una serie di problemi. C'è stato in alcuni momenti dove i cantieri erano fermi, cioè questi cantieri si sono bloccati più volte, quindi mettendo in difficoltà tutta la filiera, quindi dai fornitori
agli installatori, ai produttori, quindi noi siamo dovuti correre ai ripari per dare una mano allo Stato per ripanare questi problemi. In alcuni casi ci siamo riusciti, in altri casi di meno, però continuiamo ancora oggi a confrontarci quotidianamente su questo provvedimento. Conclusioni, in questa serata, nel corso dell'assemblea, c'è stata una decisione, una scelta che coinvolge gli ingegneri nel campo della formazione. Sì, sono contento di essere qui ed essere un po' il testimone di questa scelta che ha fatto il Collegio di Cagliari, che ha deliberato attraverso la sua assemblea degli iscritti la partecipazione alla fondazione della formazione degli ingegneri. Noi a livello nazionale abbiamo consolidato un rapporto forte con tutte le professioni tecniche, ma in special modo con gli ingegneri. Gli ingegneri stanno scegliendo di fare un percorso di accesso alla loro professione con una laurea magistrale. Noi il nostro accesso è con una laurea triennale, quindi diventiamo sempre più cugini stretti. Abbiamo lasciato il presidente nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e adesso parliamo con un perito industriale molto speciale che ha vinto il premio annuale culturale dell'organizzazione. Io credo, Cugis, che ci sia grande soddisfazione. Eh sì, un riconoscimento che mi gratifica, mi onora incredibilmente. Come sei riuscito a condividere la tua attività di perito industriale con l'ambito culturale? Devo dire la verità, ho iniziato prima la parte, diciamo, di spettacolo. Io da bambino mi sono sempre immaginato di fronte a qualcuno a cui raccontare qualcosa, no? E devo dire la verità, l'ho fatto un po' anche a scuola, nel senso che non sono mai stato uno studente modello, ma sicuramente mi piaceva stare, chiacchierare, raccontare, eccetera. I professori mi mettevano votacci, ma mi trovavano, non dico simpatico, ma almeno sicuramente molto esuberante. Quindi quando poi mi sono trovato ad iniziare a diplomarmi e poi fare la libera professione, di pari passo ho continuato sempre a fare attività artistiche, musica, poi teatro. E hai avuto spesso un punto di riferimento proprio nei bambini. Nei bambini particolarmente, perché è successo che di colpo un giorno un pazzo che si chiama Gianfranco Liori mi ha intercettato e mi ha detto: io e te dovremmo scrivere canzoni per bambini, e io l'ho preso per quello che era e che è, cioè un pazzo. Invece si è trasformato in un impegno che mi ha portato via non energie, ma mi ha portato via un pezzo di vita in positivo. Si è rubata la mia vita, perché le canzoni per bambini sono diventate per me ormai un impegno costante, insomma. Scrittore, compositore, uomo di teatro, uomo di televisione, perito industriale. In chiusura di questa trasmissione avrò un ospite di riguardo, un giornalista che fa tante di queste cose, ed è Pietrangelo Buttafuoco. Adesso faccio a te la domanda che poi farò a lui. Di tutte queste cose che hai fatto e che fai nella vita, qual è quella che ti intriga di più, che faresti 24 ore su 24? Passare il dopo cena con gli amici. È lo stesso meccanismo. Avere il piacere di raccontare una storia, di sentire la risata degli altri, e questo vale anche nella libera professione. Le parti più belle della libera professione sono quando col cliente si crea non quell'antipatica confidenza che a volte è dettata che può sembrare un modo per... Quando si crea quel reale rapporto di tutto quello che ti porti a casa è lo scambio. E lo scambio, che sia sopra un palco, che sia in ufficio, che sia con te adesso a chiacchierare, è la cosa più bella. So che può sembrare molto romantico, ma in realtà è molto più vicino alla realtà di quanto non sembri. I dopo cena sono un buon esempio, secondo me. Ecco, ma come fai poi a rientrare nella parte in un lavoro che è assolutamente lontano dal romantico? Guarda, te lo posso spiegare. C'è stato un momento in cui io, proprio per un attimo, mi sono posto il problema se continuare a tenere le due attività contemporaneamente, e la parte artistica a un certo punto stava prendendo il sopravvento. E un mio carissimo amico, col quale io collaboro, Flavio Soriga, uno scrittore molto noto, molto eccetera, alla solo accenno che ha fatto mi ha detto: Renzo, mai, non perdere, perché ti consente un lavoro tra virgolette normale, per quanto possa essere
per quanto possono esistere lavori anormali, di avere sempre un occhio di attenzione anche per la parte artistica, perché quando sei costretto a non poter più scegliere rischi di calare il livello di attenzione e di qualità che vuoi proporre. Quindi mi aiuta moltissimo, il lavoro da perito industriale mi aiuta moltissimo nel lavoro come artista e viceversa. Nel fine settimana con Renzo ci siamo ritrovati all'happening organizzato a Oristano da un nostro comune amico. È stato un successo e soprattutto è stato bello che tanta gente si sia ritrovata insieme urlando per la pace. Stanno arrivando, sono stupendi, non puoi comprarli e no, non li vendi. Zorro, Zorro, arriva Zorro a tutto spiano, Zorro, arriva Zorro da lontano, Zorro, l'apocalisse del marrano, Zorro, arriva Zorro ad Oristano. Tutti vestiti da Zorro, tutti diversi ma tutti uguali. È stata una cosa straordinaria. Quel tipo di mascherina in quel momento ci ha unito incredibilmente, ci ha fatto sentire, proprio ha resettato tutte le differenze, tutte le cose, quello che si spera, come si spera si dovrebbe vivere senza questi gap esagerati e comunque per la pace. Bravissimo Filippo Martinez, e adesso ti ringrazio Renzo. Grazie a te, grazie. E adesso andiamo con la linea di regia e riviviamo quanto è accaduto nel fine settimana a Oristano per la pace. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ecco gli zoccoli tremendi, stanno arrivando, sono stupendi, non puoi comprarli e no, non li vendi. Zorro, Zorro, arriva Zorro a tutto spiano, Zorro, arriva Zorro da lontano, Zorro,
Tra le protagoniste dell'evento di Oristano, Barbara Alberti, grande amica di Filippo Martinez. Ma più che amica, seguace. Cioè, nel senso che l'ho conosciuto all'inizio degli anni 90, ci fece conoscere Vittorio Sgarbi, e da allora ho capito che Oristano era il centro poetico d'Italia. Cioè, qualsiasi manifestazione, follia, eco di poesia veniva da qua. E quindi ho partecipato, appena lui chiama, noi siamo un gruppo di persone che si muovono, qualsiasi cosa accada noi lasciamo cadere quello che stiamo facendo e corriamo da Filippo. Valutazione di questo evento? Beh, questo evento mi commuove come tutto ciò che contrasta la guerra, come tutto ciò che propone un discorso. Tanto il nemico della guerra chi è? È l'arte, sempre. E quindi la partecipazione di tutti questi uomini, cani, bambini, tutti vestiti da Zorro, con questo grido di riprendiamoci la Z, anche questa gioiosità. Esprimiamo qualcosa che va molto oltre Oristano. E c'è la voglia di vivere. Barbara, lei ha partecipato anche all'evento di ieri. Certo, ci sono stati degli interventi davanti ai quali veramente mi inchino, a partire da quello di Filippo, ma anche degli scienziati che erano presenti. Li ho trovati bellissimi. Fabio Canessa, che ha parlato di volonté, cioè hanno evocato personaggi e fatti di un tempo di pace in cui ci si può dedicare allo studio, alla scoperta e anche a una vita da rivoluzionari, senza chinare la testa. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Da Barbara Alberti a Andrea Pintore, dove c'è musica non manchi mai. No dai, non sempre, però questa era un'occasione speciale, poi quando Filippo Martinez chiama io rispondo e poi credo che la musica e la cultura siano un modo per seminare pace, per seminare benessere, per seminare felicità, quindi io ci credo e ci provo ogni giorno della mia vita e questa è un'occasione ufficiale dove dobbiamo cercare di almeno mostrare questo pensiero. Dai, possiamo iniziare. Adesso, perché siete venuti a Oristano? Beh, è una garanzia essere Zorra, è un po' la storia della nostra vita, non potevamo mancare. Assolutamente, certo, assolutamente, noi siamo, come si può dire, indispensabili. Senti, raccontiamo al telespettatore qual è stato il vostro impegno di spettacolo in questo evento. È un impegno fondamentale, è il finale di questo evento, è un finale classico a differenza del nostro genere che in realtà è molto contemporaneo, noi staremo sul classico. Una tua opinione, una tua riflessione su Filippo Martinez? Beh, che dire, è un uomo geniale, è prodigioso quello che è in grado di inventarsi, di pensare, è così. C'è sempre una sorpresa quando c'è Filippo Martinez. Una tua riflessione su Valerio Vardi? È un vero Zorro. Tanta bella gente, Barbara Alberti, Andrea Pintore, Le Lucido Sottile, sono venuti tutti per Filippo Martinez. No, sono venuti tutti per Zorro. Per Zorro. Loro mi hanno detto Filippo Martinez. Cioè, è stato un lapsus. Addirittura Barbara Alberti mi ha detto sono innamorata da sempre di Filippo Martinez. Cosa devo dire davanti a questo brutale individuo che mi mette in difficoltà? Comunque sei molto contento. Sono molto contento. Il clou veramente è stato, quando ha sventolato la gigantesca Z nella piazza, è stato veramente un momento toccante proprio. Comunque io ho avuto testimonianza da mia moglie per trovare la divisa da Zorro a Cagliari, ha dovuto fare salti mortali perché era tutto esaurito. Noi ne abbiamo prodotte 300 mobilitando sarti qui e là, proprio perché tutti ci dicevano ma come facciamo? A parte che è facilissima, è una cosa veramente fuori da ogni schema, proprio inedita al 1000%.
e credo che viaggerà molto e molto a lungo, perché c'è una fittissima rete web in tutti i settori, Instagram, TikTok, eccetera, che è letteralmente scatenata. C'è un team di ragazzi, tutti per i quali potrei essere nonno e in certi casi bisnonno, che stanno diffondendo ogni immagine. Abbiamo un repertorio di immagini e di filmati anche nei periodi precedenti ad oggi che potrebbe dare materiale per un gran docufilm. Abbiamo già concluso la trasmissione, la serata è arrivata all'epilogo, ma chi ti incontro? Francesca Azzeni. Allora, Francesca Azzeni, biologo, radiobiologo che nella sua vita si è occupato di tumori, ma è stato l'uomo che quasi 50 anni fa ha dato il via al primo programma storico dell'emittenza privata in Sardegna. Super Arsenico, Francesco Azzeni. Grazie, Super Arsenico! Questo era il mio modo di presentarmi in trasmissione. Come vedi, noi siamo sempre qui. Sì, ho visto, e siete sempre giovani. Senti, allora, il discorso è che siamo tutti qui per la pace. Sì, certo. Per questa leggenda, questo grande amico che è Filippo Martinez. Sì, se lo merita, perché si è dato un sacco da fare. Senti, ma di quegli anni, che cosa ricordi? Di quegli anni? 1975, dicembre del 1975. Allora, intanto 75 mi sono sposato e quella quindi è una nota triste, voglio dire. No, non è vero, sto scherzando. Siete ancora insieme, ho visto. E poi niente, poi ho fatto appunto trasmissioni come Avanti un altro, che mi pare fosse il 1975. Da quell'anno in poi, insomma, è stata una bella avventura. Sì, è stata una bella avventura. E poi i ricordi che abbiamo noi sono ricordi belli, dai, ci siamo divertiti. Mi ha fatto piacere trovarti. Anche a me. Ciao, bello. Ciao. Peccato, c'è lui, vabbè, pazienza. È sempre lo stesso. È sempre lo stesso. Gli anni passano, non abbiamo mai cambiato l'operatore. Però è un ragazzino, è un ragazzino. Dovrebbe dire, devi mortarci su io, che sono una persona. Cercavamo Piero Marras, quando arriva deve cantare, ma mi hanno detto che eri al ristorante. Sì, ero al ristorante perché qui c'è il Craft, che è un meglio noto come Banana, che è uno dei ristoranti più belli della Sardegna. Cosa hai mangiato a cena? No, ho mangiato tutto il contrario di tutto, perché qui fanno quello che io ho fatto nella musica, lo fanno nella cucina, cioè l'innovazione nella tradizione, quindi non so neanche spiegartelo perché devi solo mangiare qui. È un unicum, io ero amico del grande Banana, che è il soprannome come tutti quelli dei sardi che hanno... devo dire che era un genio della cucina, adesso i figli stanno tramandando la sua tradizione. Senti, ma questa idea che ha avuto il nostro amico fraterno Filippo Martinez, come la vogliamo valutare?
è un genio. Filippo è secondo me un ingenuo, è come tutti gli ingenui, ha una genialità sua, è un tenere, è un ragazzo come me, è un bambino, un fanciullino pascoliano. Quando mi ha telefonato gli ho detto: questa è una cosa bellissima, la cosa della Z, la Z è di Zorro, la Z è la rivendicazione sociale, la pace, bellissimo. Io ci sarò in ogni caso, gli ho detto, e quindi sono qua per questo, per testimoniare questa sua bellissima idea, soprattutto per testimoniare la pace, perché io farò dei pezzi dedicati alla pace, l'unica maniera perché la pace esista è che il popolo si impossessi della pace e la smetta di delegare persone che non sono in grado di farlo. E allora ti ascoltiamo. Grazie caro. Tutto questo fa parte di una filosofia di vita che non è retorica, se uno ci pensa, è una filosofia di vita del sogno. Se noi ci abituiamo anche e se noi iniziamo a credere anche come chi fa canzoni, chi vive di musica da una vita, che può esistere il sogno e il sogno può essere realtà, allora noi possiamo dire che Zorro può vincere la battaglia, che è la battaglia per la fine della guerra, come diceva il grande Gino Strada, la fine di ogni tipo di guerra, perché la guerra è anacronistica, non esiste come termine, è fuori dal mondo, la guerra non esiste. E su questo penso che Zorro abbia il primato in questo senso, anche in Italia, come grande capacità creativa di un qualcosa che è diverso. La Z per me rappresenta la libertà, rappresenta la fantasia, rappresenta non l'arma, non i carri armati, non quello che vogliono che sia. Riprendiamoci la Z, riprendiamoci la Z. Stanotte ho sentito un grande boato, sembrava una bomba chissà, mi ha fatto paura, la casa ha tremato l'intera città. La gente per strada, la gente scappava, zan zan. Non era una bomba, quel grande boato, ma un tuono lontano laggiù. Tu questo hai sentito, dicesto, hai sbagliato, sono grande, sono di più. La gente per strada, la gente ballava, zan zan. Certe volte Miguel, questo mondo può farti paura. Per fortuna Miguel, non è solo che c'è, basta chiudere gli occhi. Stanotte li ho visti gli aerei del cielo sfrecciare più in alto e più su. Non so se era un gioco oppure era vero, ma vorrei non tornassero più. La gente per strada, la gente scappava, zan zan. Stanotte non c'erano aerei nel cielo, ma sciami di stelle in su. E questo che hai visto è davvero tante stelle giocare nel blu. Loro sono le Lucido Sottile. Mai ha visto i suoi occhi, mai il suo
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Settant'anni fa la rivista Il Ponte, diretta da Piero Calamandrei, pubblicò un numero monografico sulla nostra regione e a Cagliari, nella sala congressi di Fondazione Sardegna, il Circolo Rosselli Risorgimenti ha proposto una lettura poliedrica di un volume commemorativo che, attraverso lo sguardo degli autori, ipotizza un viaggio tra storia e futuro, ponendosi domande e ricercando qualche risposta. Un punto di partenza per riaccendere il dibattito sul nostro destino, un'occasione per confrontarsi attraverso la metafora del ponte sulla formazione di un luogo aperto di costruzione di futuro a partire da pilastri che rappresentano la storia dell'autonomia della nostra isola. I quaderni del Circolo Rosselli, editi dalla Pacini Editore, sono diretti da Valdo Spini. L'iniziativa di Officine Books mira a costruire, attraverso presentazioni di testi letterari e non, un luogo fisico e virtuale di sovrapposizioni culturali, di ricerca di senso e di dibattito sul nostro tempo contemporaneo e sulla nostra terra. Un progetto che nasce proprio dentro il Circolo Rosselli di Cagliari, che ha poco più di 2 anni. Che cosa è accaduto dentro questo Circolo Rosselli? Su coinvolgimento di Valdo Spini e di tanti altri amici, insieme ad alcuni amici abbiamo fondato un Circolo Rosselli e all'interno di questo circolo abbiamo lavorato su alcuni progetti che riteniamo progetti interessanti. Tra questi progetti lo stesso Valdo ci ha stimolato a studiare quello che è accaduto nel 1951. Nel 1951 la rivista Il Ponte, diretta da Piero Calamandrei, pubblicò un numero monografico sulla Sardegna, in cui scrissero personaggi che poi divennero molto importanti per la storia di questa terra. E allora, in una sorta di rilettura di questi 70 anni, noi abbiamo invitato a scrivere un primo tassello di questa rilettura tanti autori.
ma non ne abbiamo invitato tanti altri che inviteremo nel secondo numero, tracciando un pensiero che lavora su una metafora, appunto quella del ponte, visto che così si intitolava la rivista diretta da Piero Calamandrei. E che cos'è il ponte? È il ponte tra il passato e il futuro. E infatti in questo volume scrivono sia chi ha costruito questi pezzi di 70 anni, sia giovani e giovanissimi che guardano il futuro. La curiosità del cronista è la seguente. Gianni Massa, vicepresidente nazionale degli ingegneri, come si è trovato coinvolto in questo progetto? Allora, io personalmente mi sono trovato coinvolto in questo progetto perché la mia avventura parte dalla Sardegna, da Cagliari, dove io, forse per coincidenza, sono diventato presidente dell'ordine professionale, dell'ordine degli ingegneri. E quando io ho fatto il presidente dell'ordine degli ingegneri, insieme a tanti amici, ho messo in campo una idea che sembra semplice ma è visionaria, quella di aprire un pezzettino di società, quello dei professionisti, alla città, alla società, alla cultura, all'arte, alla politica, all'amministrazione. E questo progetto ci ha portato anche poi a vincere le elezioni nazionali. E al Consiglio nazionale ho fatto la stessa cosa. Ho cercato di aprire il nostro linguaggio alla politica, alle altre professioni, all'arte, alla letteratura, alla fotografia e così via. E in questo percorso ho incrociato tantissimi personaggi che hanno fatto e stanno facendo la storia del nostro paese. Tra questi Valdo Spini. E Valdo Spini, dopo che ci siamo conosciuti, mi ha stimolato per aumentare questo tassello nelle nostre officine permanenti, e cioè per dire: perché non provi a fare un circolo, che non è un circolo politico, ma è un circolo che lavora tra i recinti, perché un'altra idea che personalmente io coltivo da tanto tempo è quella che la nostra società è fatta di linguaggi spesso troppo autoreferenziali. Lo dico io nel mio mondo della professione dell'ingegneria, ma quello dei sindacati, quello dei partiti politici, quello delle altre professioni. È necessario aprire questi recinti per provare a capire cosa c'è tra questi linguaggi. È quello che manca anche alla politica da questo punto di vista, e in questo modo è nato anche il Circolo Rosselli. Ecco, dobbiamo anche raccontare come tu sei arrivato al primo passo, al vertice degli ingegneri cagliaritani, grazie alle capacità calcistiche, è corretto? Correttissimo, assolutamente correttissimo, perché dopo la laurea io conosco la vita dell'ordine perché mi hanno chiesto se sapevo giocare a calcio. Io giocavo a calcio e sono entrato nella squadra degli ingegneri di Cagliari, che tra l'altro è la squadra con più titoli italiani nel nostro campionato, che è un campionato che è ormai diventato importante, e da lì poi è partita con alcuni amici l'avventura, e da lì poi sono diventato presidente prima di Cagliari, poi prima della federazione regionale Sardegna, poi di Cagliari, e oggi vicepresidente vicario del Consiglio nazionale degli ingegneri. E molti dicono, ma sono voci di corridoio, che sarà il prossimo presidente nazionale. Concludiamo parlando di Valdo Spini, perché è interessantissimo il libro realizzato proprio quest'anno, dedicato all'importanza, al prestigio dell'istituzione Presidente della Repubblica. Sì, assolutamente. Tra l'altro l'abbiamo presentato con Officine Books. Il libro racconta aneddoti, e anche non solo aneddoti, ma anche tutte le vicende che stanno dietro l'elezione della carica più importante, cioè del Presidente della Repubblica. Ed è stato un appuntamento bellissimo, perché noi abbiamo presentato con Valdo Spini il libro Sul Colle Più Alto proprio nei giorni in cui c'era la terza votazione, in cui ancora non si sapeva esattamente cosa poteva accadere. E in quel convegno è emersa, si sono collegati anche molti parlamentari, era collegato con noi il presidente della Fondazione di Sardegna, Antonello Cabras, che tra l'altro ringrazio perché ha sostenuto l'iniziativa della pubblicazione del libro, e proprio il presidente Cabras ha detto ad alcuni deputati che erano con noi al convegno: al presidente Mattarella non bisogna chiederlo
Se la politica alla fine decide così, lui lo farà, ma non bisogna chiederlo prima. E quelle erano notti di decisioni e secondo me quel giorno è stato un giorno anche che ha messo un piccolissimo granello in qualche decisione. Ed eccomi con uno dei miei autori preferiti, Pietrangelo Buttafuoco. Amicizia che è nata nel 2006 quando Buttafuoco con Le uova del drago ha vinto il premio Forte Village per la letteratura. Ricordi quella giornata? Certo che me la ricordo perfettamente, anche perché fu l'occasione di un sano divertimento con i miei figli e quindi è un ricordo bellissimo. Uova del drago che è stato anche finalista nello stesso anno al Campiello. Sì, fu lì, ma di solito i premi mi vengono tolti e quando mi arrivano ne sono doppiamente felice. Che rapporto hai avuto con tuo zio Antonino, europarlamentare, parlamentare, una vita tra movimento sociale e destra nazionale? Beh, fu un rapporto bellissimo perché era comunque un'atmosfera di grande entusiasmo ed era come se fosse una continua attività teatrale, perché era sempre un modo di stare in mezzo agli altri come fosse spettacolo ed era una continua prova di sé per essere presenti, per ascoltare e per imparare. A proposito di teatro, in questo volume sono cose che passano. Qualcuno ha identificato il tuo lavoro quasi come un'opera della famiglia De Filippo. Ah, beh, questo è bellissimo, non lo sapevo, ne sono contento. Sì, perché io ho scritto questo libro raccogliendo i fatti, tutti i resoconti, perfino i frammenti di cronaca, i filmati, per farne qualcosa che sia come un'opera a teatro, come un film e infine come un viaggio per me che l'ho costruito e per il lettore. Un viaggio che parte da Londra, da un college dove la protagonista è di casa e poi Isole Eolie, Capo d'Orlando, un ritorno alla Sicilia, con la morte protagonista che perseguita il marito di Ottavia. Beh sì, con i personaggi che noi pensiamo siano dell'immaginario invece sono concrete presenze in mezzo a noi, quindi il cavaliere, la morte, il diavolo, come nell'incisione di Dürer, che sono poi i tre personaggi con i quali ognuno di noi fa sempre i conti. Tu hai avuto un'esperienza lunghissima come giornalista. Sì. Quando hai virato per la scrittura? Posso dire che come la volpe con l'uva, quando a un certo punto il giornalismo, questo meraviglioso grappolo, risultò alto, troppo alto e quindi non ho potuto fare altro che dire è agra. Ma di tutto quello che hai fatto, esperienze di primo livello con il giornalismo, poi scrittore subito protagonista al Campiello e poi la televisione, quale preferisci? Il teatro, il palcoscenico, il sipario, l'ansia, l'adrenalina e gli applausi. Ecco, ricordiamoci, e questo è importante dirlo per il telespettatore, che allo stabile di Catania Pietrangelo Buttafuoco è andato a sostituire il mitico Pippo Baudo. Sì, un'esperienza anche perché sai come di solito che si dice, a Genova sono tutti cantautori e in Sicilia siamo lì, tutti a teatro. A me Pietrangelo Buttafuoco piace perché è un uomo scomodo, addirittura ha rischiato il licenziamento a Panorama, ricordi? Beh sì, diciamo che col giornalismo ho sempre delle disavventure. Senti, e il rapporto con l'Islam? Sai, sono siciliano, quindi quando diciamo sa benedica stiamo dicendo salam aleikum. E mia moglie mi ha detto, ma chiedi a Buttafuoco cosa ne pensa del rapporto tra l'Islam e la donna che è così difficile. Beh, sai, una delle sure più commoventi e più toccanti e più belle del Corano è la Surat Mariam, dedicata a Maria. Sono temi che sicuramente nell'emozione, nel sentimento, in quello che poi è lo svolgersi del racconto toccano profondamente. Nel tuo ultimo libro c'è anche un sardo che ha un ruolo importante, il maresciallo di pubblica sicurezza Gavino Secchi. Sì, e che è stato fondamentale nella memoria
del mio paese, di Leonforte, tu pensa che fu storicamente quello che sgominò una pericolosissima banda di criminali, la banda filippina, e la sua tomba ancora oggi è tra le più ricolme di fiori, malgrado siano passati oltre mezzo secolo dalla sua morte. E la gente osservava, finalmente hanno arrestato, o il maresciallo Secchi ha arrestato i filippini, perché noi eravamo chiusi in casa, incatenati, adesso sta lui a Lucerdone. E oltretutto c'è una cosa del maresciallo molto amato: lui era un raffinatissimo esegeta di William Shakespeare, lo conosceva alla perfezione e quell'accento meraviglioso della lingua sarda lo perdeva quando declamava in inglese quel lungo monologo che è l'Amleto. Un'altra cosa bella, e siamo alla chiusura, uno dei protagonisti, ma di secondo piano, è un barone che fa l'agente di viaggio e si chiama come mio nonno, Peppino Galati. Un barone Galati, un personaggio meraviglioso, era anche l'oggetto di scherzi sublimi che organizzavamo da ragazzi, quando lo chiamavamo nottetempo e timidamente si diceva: barone, ma ossia forse è coricato? No, stavo solo dormendo. Buttafuoco, chiudiamo con un qualcosa che riguarda la politica. La quotatissima Meloni viene abbinata da un grande giornale italiano, il Corriere della Sera, dalle sue firme più prestigiose, facciamo nomi, Mieli, Pane Bianco, viene abbinata al PD. Ma tu cosa ne pensi? Viene abbinata? Al PD per il futuro. Ah, sì. Beh, sostanzialmente è questa la partita. L'Italia di domani nella scena politica appartiene a due protagonisti. Uno è Enrico Letta, l'altra è Giorgia Meloni. E tutte e due nella stessa partita hanno comunque una possibilità di diventare capo dell'opposizione e capo del governo. È una previsione facile. Pietrangelo, complimenti e auguri per il tuo lavoro. Grazie a te e grazie a voi. Grazie davvero.